Era un martedì qualsiasi d'un'estate agrigentina. Gli uomini si erano alzati presto per andare al lavoro, le donne erano intente ai lavori interni di casa. Chi rassettava, chi preparava la colazione per i figli ancora a letto, chi da un pezzo in campagna aveva iniziato la giornata faticando sotto il sole già caldo. Una giornata tranquilla, rallegrata da qualche radio accesa che faceva sentire gli ultimi successi dell'estate. Improvvisamente in strada un netturbino, Francesco Farrugia, cominciava a gridare, suonava i campanelli a distesa dei palazzi. Ci troviamo a ridosso del rione Addolorata, dove una volta esisteva il Palazzo Vaiana. Si capisce solo una parola: terremoto. Le donne attonite si affacciano sbigottite dai balconi, si allarmano, cominciano a gridare. Il panico ormai è scoppiato, bambini che piangono, le donne sono disperate per la mancanza del proprio marito andato a lavorare. Si scatena un fuggi-fuggi generale, non c'è tempo, si scappa anche in vestaglia. Vecchi che non possono camminare. In mezzo a tanta confusione, le case danno segni di cedimento, si aprono crepe nei muri. I lampadari di diverse zone della città cominciano ad oscillare. Una marea di gente sale per la via Garibaldi gridando terremoto. La gente scappa anche dagli uffici. C'è chi tenta disperatamente di rintracciare i propri familiari, chiedendo tra la folla. Episodi umani ballano. Si vedono giovani trascinare gli ammalati sulle spalle. Donne incinte in prede a crisi, ci furono parecchi aborti, malati di cuore che non ne resistettero al forte panico, ne morirono parecchi nei giorni successivi. Il 19 luglio del 66, e se non ci sono state vittime bisogna anche ringraziare delle persone che si sono prodigate in merito, salvando non solo delle persone, anche bambine e anche anziani che non si potevano muovere. È il caso del signor Carmelo Vullo, ex vigile del fuoco, che purtroppo non è più tra noi, ma abbiamo qui accanto a noi la moglie che ci fa una testimonianza di ciò che è successo appunto in quel lontano 19 luglio 1966. Signore, ci spiega un po' cosa ha fatto suo marito per salvare alcune vite umane. Nella mattina del 19 di luglio ha fatto, che manca il caffè si è preso, che ha lasciato sopra il gas. Tutta una volta faccio nel terrazzo e sei da mia figlia che gli dava voce. Dico, che cosa c'ha? Dice, perché gente voce? Papà dice, c'è, dice, che a casa il terreno ci si allarga. Dice, muoro, dice. E scinni mio marito, scinni, i bambini da sotto, che si allargava tutta la terra. Tutta una volta si aiutò la casa da signora Salemi, che cadì. E gli faccio un anno. A un anno che c'anava, dice, voglio ir a vedere per la mia casa. Va a vedere la mia casa e vedi tutto che si allargava. E mi chiama giù. A chiamare e prende a mia suocera. In modo che si mise mia suocera a cavallo, sulle spalle, scinni 30-40 scaloni che c'erano, e scinni. A scendere a scendere, il terrazzo di sopra, i recipienti di sopra il terrazzo hanno caduto tutto appresso di lei. In modo scende la macchina del vigile del fuoco e ci ha dato l'aiuto che ha pigliato la mia suocera e se l'hanno portato via. E così si è allargato tutto via Santo Stefano. Quel palazzo non esiste più perché è stato inghiottito dalla terra, no? Che si apriva. Il palazzo si aggiottiva tutto della terra e così, certo che una se le scorda. E suo marito per questo episodio eroico? Un allarme dalla caserma del fuoco e scendono tutti. C'è stato tanto aiuto, tutta la gente si allargarono, andiamo un po' a la seta e mascurare le scuole e restiamo. Dopo un anno di truccare. Dopo un anno che hanno le lettere. E ora 20 anni che avevano fatto stato
Dice veniamo, c'era il signore Copardo, di Copardo non faceva proprio niente, poi c'è stato Mici che proprio ha fatto tutto, Mici che ha fatto. Signora, ecco, ritorniamo un attimino a parlare un po' di suo marito. E per questo fatto eroico, suo marito è stato anche premiato con Premiato da San Leone, del prefetto. Gli hanno dato una medaglia, non so, Un un medaglione, ci riconoscimento. hanno dato un medaglione d'oro. La via Atenea era completamente paralizzata, gli autobus fermi, le auto posteggiate in mezzo alla careggiate. Forze dell'ordine nella più completa confusione. Furono alcune ore terribili che segnarono inesorabilmente il destino di Agrigento. Sino a quel momento si parlava solo di terremoto. Le linee telefoniche erano intasate, i centralini della prefettura, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine erano sommersi da numerose telefonate per chiarimenti e sviluppi. La marea di gente, come abitudine in casi di terremoto, si riversava nella valle dei Templi. Altre scene raccapriccianti di padri di famiglia che avevano perso il contatto con i propri cari. Voci incontrollate davano la distruzione totale del comune e di decine di palazzi. Chi parlava anche di morti, di persone imprigionate in mezzo alle macerie. Insomma, Agrigento per molti non esisteva più. Con il calare delle tenebre, grazie ai continui sopralluoghi di forze di polizia, con altoparlanti, invitò la calma e a ritornare nelle proprie azioni, mentre a quelle terribili si tracciano i bilanci. Sono crollati completamente 15 edifici e centinaia di vecchie case riportavano danni irreparabili. Il bilancio fu pesantissimo, quasi 3.000 senza tetto. Oggi è il caso di dire che la frana fa il compleanno, 20 anni, 19 luglio 1966, accanto a noi abbiamo un testimone oculare, il signor Pace. Signor Pace, cosa ricorda di quel giorno un po' particolare per la città di Agrigento? Io mi trovavo fuori, quando sono rientrato non venne a trovare la famiglia. Dopo un giorno di girare per trovare la mia famiglia, io a trovare a San Leone, dopo perlomeno 14 ore di rintracciare la mia famiglia, poi io a trovare a San Leone. Quindi tutte le famiglie erano sbandate? Sbandate, qua c'era l'inverno, dopo addolorata carabiniera, vigile del fuoco, tutte cose, a me venne a trovare l'inverno preciso. Per lei è stato traumatizzante anche perché era fuori sede e quindi quando è tornato non ha trovato più niente? Niente, non venne a trovare più niente, anzi venne a trovare capigliare la mobilia di Santa Croce, i pompieri portarono da addolorata, tutta la mobilia che c'aveva da Santa Croce nelle mie case e l'hanno portata addolorata. A 20 anni, 20 anni di distanza, lei era proprietario di qualche immobile? Che vuol dire? 2 appartamenti gioco a Santa Croce. Un magazzino che è sceso a Porto Embledo che l'ha batteto 3 anni e mezzo fa. E un magazzino che compreso era 102 metri, mi hanno a dare 7.200.000 lire quando pigliano i miei nipoti. Hanno passato 20 anni. Da una strada centrale accanto a chiesa, un magazzino, mi hanno a dare 7.200.000 lire, che non possono accattare manco solo comunale. Lei a Villa Seta ha ricevuto qualche cosa o qualche appartamento? Niente. Ma ha rifiutato oppure non? Non me ne hanno dato, dice che me l'hanno a dare ora, se è vero un appartamento dopo cane case che fece Siracusa. Va bene, grazie. Le zone incriminate furono il vecchio Rabato, con le case popolari del Macello, il rione di San Michele, le vecchie abitazioni della cattedrale. Ingenti danni subirono anche il Duomo di San Gerlando, il Museo Diocesano, la chiesa di Sant'Alfonso, la chiesa di San Michele, che dovette essere completamente demolita. Anche la galleria che collega Agrigento Bassa alla centrale subì delle crepe preoccupanti. I binari addirittura si piegarono come fil di ferro.
La gente trovò ospitalità presso parenti, furono alloggiati inizialmente in alberghi. Altri, grazie all'aiuto della Croce Rossa e dell'esercito, alzarono una tendopoli nello spiazzale della vecchia caserma distrutta dalla guerra, il 76° Fanteria, attualmente occupata dalla Villa del Sole. Si paralizzò completamente il commercio. Il numero dei senza tetto aumentò tra il 23 e il 27 luglio, quando il Comune ordinò lo sgombero di vaste zone. Tutta la zona sud-ovest di Agrigento venne isolata. Dopo la frana cominciarono aspre polemiche verso gli amministratori di quegli anni, rei d'avere concesso troppe licenze edilizie facendo squilibrare quella parte di Agrigento. L'allora presidente Saragat, il presidente del Consiglio Moro e il ministro dei lavori pubblici Mancini vennero a constatare di persona quanto era successo. La frana ebbe notevoli ripercussioni sul piano politico, su quello pratico e quello penale. In sede parlamentare si discusse ampiamente per individuare le responsabilità. I principali accusatori della classe democristiana furono i comunisti. Sì, i principali accusatori sono stati i comunisti. Infatti il Partito Comunista fin dal 1954, subito dopo il dopoguerra, nel progetto del piano di ricostruzione aveva individuato quella strategia dell'amministrazione allora democristiana che la città era cresciuta in modo disordinato e il Partito Comunista aveva individuato con quel tipo di impostazione politica urbanistica, con quel tipo di piano di ricostruzione che ha avuto vicissitudini come l'attuale piano regolatore approvato nel 78, degli strascichi e quindi non ha avuto un'attuazione effettiva per una ricostruzione della città nel dopoguerra. Non scordiamoci che Agrigento durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale ha avuto 4.500 vani e quindi il piano di ricostruzione doveva servire appunto a far ricostruire la città in modo urbanistico, ordinato e quindi civile, per dare le case a decine e decine di cittadini che con i bombardamenti hanno avuto la casa demolita appunto da questi bombardamenti. Quindi in questi anni dal 54 al 56 l'amministrazione, il potere politico locale della Democrazia Cristiana non ha dato un assetto urbanistico in modo decente per far sviluppare la città di Agrigento in modo ordinato. Infatti la parte più colpita fu la parte dell'Addolorata, perché quella parte lì aveva dei problemi, diciamo così, di possibili sviluppi di espansione urbanistica e quindi quella zona è stata aggredita per lo sviluppo edilizio disordinato come sorto. Speriamo che questa lezione servirà in futuro all'attuale amministrazione. Naturalmente i democristiani respinsero le accuse sostenendo la tesi dell'incidente. Il governo decide di nominare una commissione, la cui presidenza viene affidata a Michele Martuscelli, direttore generale della sezione urbanistica del Ministero dei Lavori Pubblici. Dopo elaborate ricerche ed indagini, relazionò al Ministero. Gli uomini in Agrigento hanno errato fortemente e pervicacemente sotto il profilo della condotta amministrativa e delle prestazioni tecniche nella veste di responsabili della cosa pubblica e come privati operatori. Il danno di questa condotta, intessuta di colpe scientemente volute, di atti di prevaricazioni compiute e subiti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta democratica, è incalcolabile per la città di Agrigento. Martuscelli aggiunse poi: la Commissione ritiene che il peso della consistente documentazione raccolta sia tale da illuminare sapientemente situazioni di fatto e di diritto sulla concatenazione storica degli eventi e sul comportamento dei soggetti.
Un'altra commissione, dal punto di vista idrogeologico, venne affidata al geologo Grappelli, il quale stabilì che la natura franosa del terreno riguardava la zona dell'Addolorata, per cui le altre zone dichiarate in un primo tempo inagibili vennero dichiarate abitabili. Tornarono a casa circa 1000 agrigentini. La Cassa per il Mezzogiorno dispose la forestazione delle pendici attorno alle città, da Spinasanta fino a Valle della Viadante. La relazione Grappelli infatti ha dato indicazioni al governo, alla Cassa del Mezzogiorno, per la forestazione delle pendici del Colle d'Agrigento. Particolarmente la zona interessata è stata la zona a nord del Colle di Agrigento fino ad arrivare vicino al rione Addolorata. In questa forestazione si sono fatti circa 350 ettari di espropri e di questi 350 ettari di espropri sono stati piantati degli alberi appunto per l'assetto idrogeologico, perché è stato completamente modificato nel corso degli anni dal dopoguerra fino alla frana. Oggi questo patrimonio forestale, questo demanio del comune che andrà al comune, rischia di restare, diciamo così, abbandonato se il comune non rinnova la concessione alla forestale per la salvaguardia di queste pendici della città. È chiaro che la frana di Agrigento, come ha detto Grappelli, è la concausa reale è il problema dell'assetto idrogeologico del terreno. Certo, i palazzi, gli edifici che sono stati costruiti prima della frana hanno creato una concausa della frana, ma la causa vera della frana è stata appunto la questione delle acque. Noi dobbiamo dire che Agrigento non aveva prima della frana un adeguato rete idrica e fognante, in cui le acque, gli ipogei, le acque si perdevano e quindi hanno creato nel sottosuolo agrigentino, come creano tuttora in alcune parti della città antica, delle situazioni di pericolo. Infatti ad Agrigento abbiamo assistito in questi ultimi mesi dei decedimenti di alcuni fabbricati, delle lesioni che danno dei segnali. La frana del 66 è stata una delle cause principali. Nel 48 ci fu anche una frana alla zona di Bibirria, e sempre a causa appunto di queste acque che non si riescono a controllare, perché ad Agrigento non si è mai fatta una politica delle acque. Le disgraziate sono tutte, fanno subito, l'Italia è diventata una porcheria del mondo, perché se la zona una, e ci sono essi, vigliacchi. No, adesso ho spedito italiano solo, tagliati te. Ma va a cambiare mai su questa musica. E se non cambiamo mai su questa musica, l'Italia non si vede l'orso. Vigliacchi che sono. Perciò io mi chiamo Solano Giallanto e avevo una casa a Santo Libertino. Quando fu a frana, ha franato. E ora il governo mi fa... La zona San Libertino lo specifichiamo, la zona di San Michele. Sì. Perciò ora i case popolari mi fanno pagare l'affitto della casa. E avevo 20 anni che già ho perso la casa. E ancora altro me ne hanno fatto. Lei attualmente qua a Villaseta è in possesso di un appartamento, no? Sì. È soddisfatto? Soddisfatto perché certo avendo questo, non avendo altro, Quindi dopo 20 anni lei lamenta il fatto che ancora non ha un contratto, se insomma proprietario mi fanno pagare l'affitto della casa. Poco fa c'era una... ecco qua. E lei si chiama? Messina Giallando. Signor Messina, lei ha vissuto quei momenti un po' cruciali della frana di Agrigento. Lei abitava in quale zona? Via Addolorata, salita Santa Croce contro le Bambalavore. Quando è successo il momento della frana, lei si trovava a casa? No, io mi trovavo fuori. Ecco, che cosa ricorda di quei momenti? Io in quei momenti arrivo a Porta dei Ponti, arrivo per pigliare la circolare, c'è stato dice la frana. Poi mi hanno fermato la polizia, cioè non potevo fare andare. Io dico, sono un grande invalito, avevo bisogno di un apparecchio, dico, e le gira a pigliare. E mi accompagnarono i vigili del fuoco. Io a pigliare l'apparecchio e me ne sono andato a San Leone. Ecco, quando lei è tornato in quei luoghi, che cosa ha visto? Ha visto tutto malandato, tutto allavangato, tutto franato. Dopo 20 anni, lei? Dopo 20 anni. Ecco, ora dopo 20 anni, lei qua a Villaseta ha ricevuto la sua casetta. Sì. Come si ci trova? Dato che non c'è meglio, mi trovo bene perché ci sono anche tante torrie e tante cose.
però atto però non hanno fatto. Perché non fanno l'atto? Quindi voi lamentate il fatto che ancora non sia stato fatto Non hanno l'atto. fatto l'atto. Quindi lei paga regolarmente l'affitto? E abbiamo pagato dell'affitto noi. Ecco, faccia un appello alle autorità, ne approfitti. Di che cosa? Cioè un appello, cioè nel senso di sbrigare la faccenda del fatto dell'atto. Io pregassi all'autorità di poter fare questi atti a tutti, sia a me e a tutti gli altri quelli che siamo nella frana. Benissimo, grazie. Ecco, un altro signore che abitava ai tempi della frana, in quale quartiere? A Stato Macello, via Dandi. Ah, la Via. Cosa ricorda di quel momento? Si trovava a casa quando è successo il... Lavorava a San Leone. Quindi la sua famiglia si trovava... A casa a scappare per Bella Seta. Ecco, lei in quel momento che cosa ha pensato quando è tornato a casa? Pensavo che era a cercare le figlie, non ieri. E poi dopo 20 anni che si piacero a cominciare a fare nell'atto dopo tante battaglie e tante cose. Ora, dopo 20 anni, cosa lamenta? Cioè è contento del suo appartamento? Non sono contento a niente perché in già i casi sono cose di talle, tanto per cominciare. In che senso? In che senso? Perché non avevamo né finestruna, né mura, c'è l'ordine di tutte qualità e nessuno che ci pensa, questo. E poi non parliamo che a casa ricambano la gente quando vanno voto e se ne vanno a casa e poi me ne non più. Lei ha la possibilità oggi di rivolgere un appello alle autorità e cittadine. Che ci devo svolgere? Cosa vuole dire? Che ci dico? Ti dico che hanno a fare polizia, fare balcona, che dovevano fare, dopo 20 anni ora ne misero un anno lo mesi di pagare, che non avessimo a pagare e tante belle cose. Perciò sempre vanno vincere a pigliare sempre grana. E dopo io terminavo. Grazie. Dove prima esisteva il popoloso rione della Dolorata, il terreno è stato adeguatamente modellato e si stanno ultimando i lavori di un parco attrezzato con anfiteatro, un bel belvedere, una pista di pattinaggio, giochi per bambini, una passeggiata, oltre ad altre strutture di pubblica necessità come posteggi per auto, gabinetti, strade, illuminazione ed altro. Ritornando alla frana, vale la pena ricordare che ci furono strascici giudiziari. Andarono sotto processo amministratori, tecnici del comune e del genio civile, costruttori, ma il tutto si sgonfiò clamorosamente. Con il 19 luglio 66 morì l'artigianato ad Agrigento. Ora sono stati assegnati circa 630 appartamenti, ma altre 150 famiglie ancora oggi, dopo 20 anni, aspettano di riavere la casa. Pare comunque che la loro odissea sia sul punto di terminare. Ci sono infatti 172 alloggi a Villa Seta in corso di assegnazione, ma mancano le opere di urbanizzazione. Quanto tempo dovrà ancora penare questa gente? Vedremo se dovrà aspettare ancora a lungo o se questa attesa è finalmente terminata. Oggi Villa Seta fa 5.000 abitanti, un quartiere costruito interamente con i fondi dello Stato e della Regione. In questo quartiere, dove abitano questi abitanti che provengono dalla zona del Rabbato e dalla zona di San Michele, questi abitanti oggi, molti di questi sono proprietari dei propri alloggi popolari, proprietari che hanno avuto la casa distrutta e che oggi sono proprietari. Ma di questi ci sono più di un centinaio che devono stipulare l'atto di cessione, che devono diventare proprietari della propria abitazione che hanno perso nella zona, appunto, nella zona franosa. È chiaro che la battaglia continua, la battaglia in quanto queste 100 famiglie non possono essere proprietari del proprio alloggio. In alcune interviste avete sentito qualcuno che ha detto che ancora non ha avuto l'atto stipulato e altri che l'hanno avuto in questi giorni. E questo grazie alla battaglia che hanno condotto questi sinistrati della frana del 66.
ma oltre a questo problema ci sono altre 150 famiglie che oggi non hanno avuto neanche una lira, non hanno avuto una casa, non hanno avuto niente e si trovano all'estero, in Germania, a Milano, a Torino, e di questi ogni periodo estivo vengono ad Agrigento per avere la propria casa abbattuta dalla frana. E il sindacato si è fatto portavoce per risolvere questi problemi, ma ci sono altri sinistrati che non vogliono una casa ma che sono proprietari e vogliono l'indennizzo. C'è persone che aspettano i 3-4 milioni della propria casa indennizzata. Ma che cosa è successo? È successo che in questi anni molti si sono vantati di aver fatto delle cose, ma i fatti parlano chiaro. L'unica cosa positiva è che i 172 alloggi a Villa Seta sono completi, ma mancano le opere di urbanizzazione, manca l'acqua, fogna, la luce, e su questo ci stiamo muovendo come sindacato per far sì che lo Stato dà subito questo finanziamento per queste opere di urbanizzazione, per dare le case a queste persone. Io tengo a precisare che ci sono persone che sono ultra ottantenni, addirittura c'è uno che ha 90 anni e questo nel lontano 1945 ha avuto la casa demolita dai bombardamenti e nel 66 ne ha preso un altro. E ha la forza di lottare, di sopravvivere per avere la propria casa, perché la prima volta nel 45, la seconda volta nel 66. Queste persone oggi ultra ottantenni, o ci sono anche figli, quelli che evidentemente sono deceduti, che aspirano ad avere la propria abitazione, e questa battaglia che continua, questa lotta così appassionata di questa gente che vuole ottenere la sua propria abitazione. Ma oggi Villa Seta, domani che avrà 7.000-8.000 abitanti, quale futuro avrà? Questo nuovo quartiere che è sorto subito dopo la frana, questo quartiere che ha bisogno di rivivere i vecchi fasti della zona del Rab di San Michele, zone che popollavano di gente, zone che avevano un'attività artigianale e commerciale, dal fabbro all'artigiano al falegname, tutta un'attività, il macello. Oggi veramente non abbiamo neanche un macello, allora c'era un macello dove c'era un'attività anche agricola, perché lì nella zona del Rabbeto anche si poteva dire una zona industriale. Oggi la città ha 20 anni dalla frana, cosa è rimasto? Abbiamo un centro storico deturpato, un centro storico abbandonato, abbiamo un centro storico che vuole rivivere. Ci sono i 25 miliardi, dobbiamo spendere questi 25 miliardi e li dobbiamo spendere principalmente per quelle case che sono state dichiarate inagibili e che lo Stato potrebbe subito ripristinare attraverso un piano particolareggiato. Piano particolareggiato che Agrigento vuole, perché Agrigento deve rinascere dal suo totale abbandono. I 20 anni sono passati, ma le ferite ancora sono aperte. Speriamo che questa lezione sia definitivamente una lezione per tutti.